sono Vilda, Cecilia, Rosalba, Josella, Rosanna, Pina e Lucina. Ho elencato il nome delle mie socie in quanto noi siamo una cooperativa di sole donne. La nostra è la cooperativa Sudrovaju e abbiamo un laboratorio dove ci sono solo dei telai manuali. La nostra è stata una scelta proprio per appunto salvaguardare la tradizione e abbiamo volutamente mantenuto i processi produttivi completamente manuali e anche le nostre produzioni quindi nascono nei telai cioè i telai simili a quelli che le nostre nonne utilizzavano. Allora, la nostra produzione consiste principalmente nella tessitura di arazzi, che sono quei bellissimi manufatti che le donne si facevano per ornarsi la casa. Oltre a questi produciamo tutta una serie di tessuti che vanno dal tappeto ai cuscini e anche alle telerie. Chiaramente tutti i nostri prodotti nascono dalla tradizione, ma abbiamo sempre uno sguardo al futuro. Oggi essere artigiana significa in questo mondo digitalizzato andare quasi controcorrente. E andare controcorrente diciamo che è anche la mia indole. Il nostro è un mestiere che tiene sempre impegnata la mente e le mani nei fili, cercando di intrecciare appunto sempre trame e orditi per creare dei manufatti che poi sicuramente saranno venduti. Però oltre alla vendita io sono sempre convinta che quando un manufatto viene venduto appunto all'utente, regaliamo sempre un qualcosa in più, che sono le nostre emozioni e anche la nostra cultura, che non è poco pensando al fatto che in Sardegna la tessitura appunto fa parte proprio della nostra cultura e della nostra identità.